Elio Brusamento oggi ritorno a casa a Udine dopo quasi 2 anni di corsa in giro per l'Italia, un viaggio incredibile partito dalla nostra regione. Come nasce questa idea, soprattutto come l'ha vissuta? Beh, l'idea è nata, fai conto che io questo progetto qua l'avevo già quasi completato nel 2016, poi per problemi di lavoro ho dovuto mollare tutto e l'ho ripreso nel 2019, sono partito il 25 aprile del 2019, ma quello che era il mio viaggio, il mio tipo viaggio era quello di scrivere un libro sul territorio italiano e su tutti i borghi italiani, quelli che si stanno un po' sgretolando. Questo era tutto il mio messaggio che volevo portare in giro. E invece dopo questo, dopo un po', è subentrato anche un signore che ha un figlio che ha questa malattia e con questo diciamo il mio viaggio è un po' cambiato, no? È cambiato perché non era più un viaggio di piacere o di ricerca, ma è diventato un viaggio di speranza per tutti questi ragazzi che soffrono di questa malattia. E questo mi ha aiutato anche molto, mi ha aiutato anche nei momenti difficili naturalmente, e questo veramente è stato per me anche un viaggio di scoperta, anche un viaggio di capire che a volte con piccole cose si possono fare tante cose. A volte bisogna anche capire che non si può arrivare in cima, ma dobbiamo avere anche il coraggio di arrivare a metà della vetta, però col metà dobbiamo farlo bene per tutti noi. Ecco, questo è un po' lo scopo del mio viaggio. Un viaggio appunto all'insegna della promozione, della sensibilizzazione verso questa malattia rara. Quanto è importante la ricerca, soprattutto quanto necessita di essere spronata? Allora, innanzitutto noi come ricerca della sclerosi tuberosa, che è nata nel 97 come ricerca, che è stata scoperta nel 97, noi adesso siamo indietro parecchio perché uno dice vabbè ma sono quasi 25 anni che, però lo sai benissimo anche te che la ricerca è una cosa lunga. Devi pensare che noi in testa abbiamo un po' di miliardi di cellule, no? Basta solo che si rompa una e sappiamo benissimo dove andiamo a finire. Ecco, e io spero veramente col mio piccolo viaggio, col mio piccolo aiuto, di essere riuscito a portare qualcosa alla ricerca, non solo a questa malattia, ma a tutte anche le altre malattie. Perché dove sono stato, in qualsiasi posto, in qualsiasi comune, ho chiesto sempre che facciano un'offerta per le ricerche, non per me stesso ma proprio per questi bambini, perché bisogna vivere insieme. Io ho vissuto parecchie giornate con varie famiglie e questo mi ha aiutato anche nel camminare. Dopo ci sono altre storie, ma le saprai nel libro, perché non te le posso raccontare adesso. Giustamente, un libro che arriverà alla fine di questo percorso, questa sfida nella sfida, complice anche il Covid, il coronavirus che è scoppiato proprio durante il suo percorso. Come l'ha vissuto? È riuscito comunque ad andare avanti nonostante le difficoltà? Sì, diciamo che durante il Covid che ero a Nicastro, in Puglia, in Calabria, scusa, e i primi 15-20 giorni sono stati durissimi, durissimi perché non riuscivo a organizzarmi, prima di tutto perché ero in mezzo a un prato a dormire e pertanto là mi creavo problemi enormi perché non sapevo il prato di chi era, cosa faceva e poi era tutto aperto, non sapevo. È stato difficile, dopo un po' alla volta mi sono un po' organizzato e sono andato avanti, però sono stato fermo, ho provato a ripartire, ma sono ripartito, dopo 40 giorni sono ripartito, sono andato avanti una settimana e poi sono ritornato indietro perché non riuscivo ad andare avanti perché non trovavo niente di aperto, ma neanche che mi davano neanche un terreno per sistemarmi, insomma, ecco, è stato molto difficile da quel lato là.